Tensione alla Sagra di Casale, il racconto del consigliere comunale che ha tentato di bloccare uno dei giovanissimi baby vandali, prima la furia, poi insulti, offese e la fuga dal comune, ora scatta la denuncia. Hanno tentato di estorcere a un imprenditore trevigiano 350.000 euro, a processo 2 dirigenti di una scuderia automobilistica padovana. 5 anni fa gli hanno diagnosticato un'ernia inguinale e da allora sta aspettando di essere chiamato per l'intervento chirurgico. La storia di un 41enne di Zero Branco. Mercoledì a Oderzi, i funerali di Azzurra, la mamma di 33 anni morta a causa di un tumore, ha interrotto le cure per poter dare alla luce il figlio. Incidente ieri mattina per Giancarlo Gentilini, che in auto ha urtato una podista, lo sceriffo è sceso e ha soccorso la donna, per fortuna ha detto andavo piano. Autista Mon, vittime di molestie e aggressioni, il presidente Colladon, evitiamo le tratte più pericolose per le nostre donne al volante. Intanto partirà a giugno da Treviso e Villorba il nuovo servizio dei bus a chiamate. In questa prima fase interesserà le fasce orarie meno affollate. Crollo termico, temporali, raffiche di vento e rischio grandine. Arriva la perturbazione, stato di attenzione in Veneto dalla tarda mattinata di domani. Spettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Questi dunque i titoli. Ripartiamo da Casale sul Sile, dalla tensione sabato sera a Casale sul Sile, l'abbiamo già raccontato nel telegiornale di ieri, la tensione e l'atto vandalico. Vi facciamo sentire il racconto del consigliere comunale che ha provato invano a fermare la furia di uno dei ragazzini e intanto da oggi parte dal comune la denuncia. Distinto mi è venuto di attraversare la strada e chiedergli cosa stesse facendo. Era un gruppo di 3 ragazzini e lui si è divincolato e ha cercato come di scappare. Si è opposto alla richiesta di spiegazioni con insulti e offese a chi cercava di fermarlo e a tutti i presenti che stavano assistendo alla scena. Erano circa le 20 di sabato sera quando il consigliere comunale di Casale sul Sile ha provato a placare invano la furia distruttrice di un ragazzino. La foto scattata da dei passanti increduli di fronte all'accaduto, servita alle forze dell'ordine per identificarlo. Un ragazzino che, un po' agitato, estirpava praticamente i fiori dalle fioriere proprio di fronte al comune, li ha presi in mano, li ha proprio scaraventati addosso alla facciata della sede. Aveva comunque questa sfrontezza non di un minorenne in realtà. Era un po' alterato, mi sembrava, non so se avesse fumato, se avesse bevuto. Di fronte alla sfrontatezza e all'aggressività del giovane arrivato da fuori paese, il consigliere ha allertato le forze dell'ordine, ma al loro arrivo il ragazzino era già scappato. Ho un figlio che ha 15 anni e subito mi ha detto: papà, ma non avevi paura che questo ragazzo avesse un coltello? Perché ultimamente, da quello che un po' si sente, questi ragazzini hanno anche il coltellino in tasca. In realtà non ci ho pensato se avesse o no un coltello. Quello che trovo giusto è che sia corretto non girare lo sguardo e quindi guardare da un'altra parte e far finta che le cose non accadano. Violenza crescente tra i giovani anche lontano dalle grandi città, la stessa che ha portato proprio quel sabato sera circa un centinaio di minorenni arrivati da tutta la provincia al ritrovo di bande rivali pronte a sfidarsi alla festa dell'8ª di Pasqua. Un appuntamento dato via social e intercettato dalle forze dell'ordine, la cui presenza ha scongiurato il peggio. Resta l'atto vandalico commesso ai danni del comune che l'amministrazione intende non lasciar passare, denunciando il ragazzo già stato identificato. È un atto piccolo, però è l'atto proprio in sé che vogliamo denunciare. Sembrano piccoli gesti, no? Però meglio fermarli per non dar seguito ad altri possibili atti. Non solo la condanna di gesti simili, ma anche dall'amministrazione la volontà di intervenire sull'educazione dei ragazzi e prevenire gli atti di violenza. Tante le iniziative in campo, un incontro formativo con uno youtuber che sappia parlare ai giovani con il loro linguaggio e l'iniziativa estiva Ci sto a fare fatica. Fare delle piccole attività di manutenzione. Ogni settimana ci sono appunto questo gruppo di 10 ragazzi che fanno appunto delle attività nel territorio coordinate con il nostro tecnico dei lavori pubblici.
Da Casale a Ponte di Piave la rissa tra i ragazzi dai 18 ai 23 anni dopo una serata passata in discoteca non si ferma. L'ondata di violenza giovanile, il proprietario del locale dice: nella nuova generazione notiamo un'indole sempre più aggressiva. In un parcheggio laterale della zona industriale c'era questo piccolo parapiglia, la sicurezza ci ha avvisato e noi abbiamo fatto il nostro dovere di avvisare le forze dell'ordine. Stavano uscendo dal locale ben oltre l'orario di chiusura, intorno alle 5 del mattino di domenica 6 aprile. Durante il consueto controllo dell'area circostante il locale, gli addetti alla sicurezza della discoteca di Levada di Ponte di Piave, che hanno intercettato una banda di ragazzini tra i 18 e i 23 anni mentre stavano alzando le mani contro un coetaneo. Immediata la chiamata alle forze dell'ordine, ma secondo le ricostruzioni della vicenda, al loro arrivo i ragazzi si erano già dileguati. L'unica info che noi abbiamo avuto da dei ragazzi è che è uscita una voce tra compagnie di ragazzi che uno di questi era stato il primo a tirare un pugno e poi praticamente questa compagnia come deve averle aspettate all'esterno del locale per rivendicare questo pugno, però si parla di voci da bar. La violenza avvenuta al di fuori della proprietà della discoteca ha lasciato comunque i titolari increduli. Quella sera c'era una serata che è format hip hop, reggaeton, che ha particolarmente frequenza di quel pubblico, quindi oltremodo facciamo fatica a risalire, perché era una serata che aveva comunque diverse frequentazioni di sudamericani o gente di quel stile là che piace e vive quella musica. Motivo che porta a presupporre che i ragazzi in questione avessero origini sudamericane. Una rissa che si è accesa e che somiglia di più a un regolamento di conti per qualche gesto o parola non piaciuti avvenuti forse dentro il locale che a qualche azione premeditata. La nuova generazione ha comunque un'indole di poco rispetto, poca applicazione a quelle che sono un po' le sane regole di stare in un contesto pubblico senza scendere a offese, violenza eccetera. Noi stiamo come gestori di locali stiamo facendo un lavoro enorme per aumentare sempre di più la sicurezza, prevenire e quant'altro, ma come vede ci sono delle dinamiche dove noi non riusciamo ad andare oltre. Rimane ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni all'ospedale di Treviso il 17enne che su un monopattino ieri si è scontrato con un'auto guidata da un 53enne di Montebelluna. L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 19:20 a Giavera del Montello. Secondo i primi accertamenti la vettura, una Peugeot 207, stava transitando nella stessa direzione di marcia del giovanissimo sul monopattino. La dinamica al vaglio dei carabinieri, il 17enne è stato stabilizzato sul posto e poi, vista la gravità delle ferite riportate, è ritrasportato all'ospedale Cafoncello dove versa, come dicevamo, in gravi condizioni. C'è stato un incidente ieri mattina che ha visto coinvolto anche l'ex sindaco di Treviso Giancarlo Gentilini, che a bordo della sua auto al momento di mettersi da via del Coubertin in Viale Europa ha urtato una podista. La Gentilini è subito sceso dall'auto e ha soccorso la donna, che successivamente è stata trasportata al Cafoncello per accertamenti. Le sue condizioni comunque non sono gravi, considerando che Gentilini ha raccontato che viaggiavano a velocità molto basse. Ha detto andavo a 10 km all'ora. Per lo sceriffo, 94 anni, si tratta del primo incidente nella sua lunga carriera alla guida. Intanto gli agenti della polizia locale stanno ricostruendo l'esatta dinamica di quanto accaduto appunto in questo singolare incidente che ha visto Gentilini protagonista. La cronaca giudiziaria: hanno tentato di estorcere a un imprenditore trevigiano 350.000 euro. 2 padovani a processo. Il 16 dicembre andranno a processo i 2 dirigenti di una scuderia padovana accusati di tentata estorsione in concorso. La vittima è un imprenditore trevigiano di un'azienda specializzata in saldature. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Treviso e coordinata dal pubblico ministero Giovanni Valvassoi. In pratica, l'amministratore delegato trevigiano aveva acquistato una Lamborghini Huracan GT3 e l'aveva affidata in base ad un contratto di sponsorizzazione ad una scuderia automobilistica. Al termine del contratto, l'imprenditore avrebbe dovuto riavere la vettura, ma i 2 dirigenti padovani hanno emesso una serie di fatture per un importo prossimo allo stesso valore dell'auto, ovvero 350.000 euro. Così l'uomo si è rivolto alla Guardia di Finanza, che ha fatto scattare le indagini. Ora i 2 dirigenti della scuderia andranno a processo. L'auto sportiva è stata sequestrata. Adesso vi raccontiamo una vicenda che viene da Zerobranco, la storia di Alessio, un appunto 41enne di Zerobranco che ci ha raccontato la sua odissea. Gli hanno diagnosticato un'ernia inguinale quasi 5 anni fa e da allora sta aspettando di essere chiamato per l'intervento chirurgico e adesso rischia anche il posto di lavoro.
Io è 5 anni che aspetto per un intervento all'ernia inguinale. Sì, avete sentito bene, il signor Alessio, 41 anni, di Zero Branco, non ce la fa più. Ci ha chiamato e siamo andati a trovarlo. Attende da quasi 5 anni di essere contattato dal reparto di chirurgia dell'ospedale di Treviso per un intervento di ernia inguinale. L'odissea di Alessio inizia proprio quasi 5 anni fa. Dal 9/12/2019 sono stato a fare la visita. Sono in lista per un intervento chirurgico, però non mi hanno mai chiamato. Sono stato diverse volte al pronto soccorso, mi hanno mandato a casa, me l'hanno buttata dentro. Le domande però sorgono spontanee. Com'è possibile che non si possa almeno ipotizzare una data? Alessio ha disturbi fisici legati a questa patologia che si ripercuotono sulla vita di tutti i giorni. Lavora in una segheria, ma dopo aver passato ore in piedi, sempre più spesso deve abbandonare il suo posto e tornare a casa. E così ultimamente il datore di lavoro chiede chiarezza ad Alessio, che teme di perdere il posto. Io non riesco più ad andare al lavoro, non riesco più a fare niente, perché mi davano molti problemi e non so più cosa fare. Non riesco a stare in piedi, non sento la sensibilità della gamba sinistra. 2 giorni vado al lavoro, dopo devo venire a casa a interrompere il lavoro a metà giornata perché non riesco a stare in piedi. Alessio però non vuol sentir parlare di sanità privata. No, perché non ho soldi. Perché pagando la sanità e andare a fare l'intervento da un privato non è giusto. E così la sua vita quotidiana è sempre più una corsa a ostacoli. Quando non ce la faccio vado al pronto soccorso, continuo a chiamare, però sembrano scocciati quando chiamo il reparto. E quando gli chiediamo di fare un appello, la risposta è scontata. Io chiedo di fare questo intervento che sia finito, perché non posso andare avanti così. È una sanità non buona, è una vergogna. Non aveva invece nessun diritto di essere visitato, di essere sottoposto a continui esami. Il 55enne veneto che è stato smascherato a Catania, tantissime visite in ospedali di mezza Italia, fingendosi malato. Sentite questa incredibile vicenda. Convinto di essere gravemente malato, un 55enne veneto avrebbe finto di stare male per poter ripetere continuamente esami e visite mediche gratuite, arrivando anche a farsi ricoverare in diversi ospedali italiani, fornendo false generalità. Grosseto, Chieti, Venezia, Cremona e Parma le strutture in cui si è recato. Dopo l'ultimo ricovero nell'ospedale di Caltagirone in Sicilia, lo scorso novembre è stata avviata l'indagine e il 55enne denunciato successivamente dagli uomini della questura di Catania per sostituzione di persona. Vistosi scoperto dal personale medico, infatti, in evidente stato di imbarazzo, l'uomo a quel punto è fuggito senza spiegazioni, ma gli agenti, informati dei fatti, sono poi riusciti a identificarlo scoprendo che era già stato denunciato per fatti analoghi. Il reato di sostituzione di persona prevede in caso di condanna la pena di 1 anno di reclusione. Ha commosso tutti a Oderzo e non solo la storia di Azzurra, la mamma di 33 anni morta a causa di un tumore, ha interrotto le cure per poter dare alla luce il figlio. I funerali mercoledì 17 alle 15 nel Duomo di San Giovanni Battista di Oderzo. Era stata colpita da un tumore al seno la prima volta nel 2019 ed aveva combattuto con tutte le sue forze. Il male sembrava sconfitto. Azzurra corona il suo sogno e sposa Francesco, conosciuto all'università, e poi la felicità più grande, l'attesa del primo figlio, voluto tanto ed amato fin da subito. Tutto sembrava essere perfetto fino al 2023, quando il tumore si ripresenta. L'amore infinito di una mamma a coraggio che decide di portare avanti la gravidanza interrompendo le terapie per non danneggiare il piccolo. 8 mesi con il bimbo, 8 mesi di coccole ed amore. Azzurra per tutto questo tempo ha sempre combattuto quella battaglia terribile contro una malattia che si è ripresentata ancor più aggressiva. Il 13 aprile la mamma perde la sua battaglia lasciando nel dolore il marito e tutta la famiglia. L'ultimo addio nel Duomo di San Giovanni Battista ad Oderzo, mercoledì 17 aprile alle 15. Un incidente domestico nel tardo pomeriggio a Cima d'Olmo. Un uomo che stava eseguendo lavori di giardinaggio ha perso 2 dita della mano, rimaste intranciate mentre armeggiava con il tagliaerba. Sul posto i sanitari del SUEM l'uomo è stato portato al Cafoncello dove verrà
sarà probabilmente sottoposto a un delicato intervento chirurgico. E poi le fiamme che hanno distrutto un casolare disabitato, è successo stanotte. 2 autopompe, 2 autobotti, l'autoscala e 12 operatori sono arrivati in via Rai a Ormelle da Motta di Livenza, da Conegliano e Treviso. A segnalare il rogo, i residenti della zona preoccupati dall'imponente nube di fumo che si era alzata dall'edificio disabitato, l'abitazione disposta su più piani. All'arrivo dei vigili del fuoco era completamente avvolta dalle fiamme, come vediamo in queste foto. Per tutta la giornata sono continuate le operazioni di bonifica dell'area. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Ancora la cronaca, evadono il fisco depositando il denaro nei paradisi fiscali. 2 imprenditori della Marca restituiscono imposte per oltre 2 milioni di euro. Avevano nascosto più di 4 milioni di euro su conti correnti aperti presso banche con sedi in Svizzera e nel Principato di Monaco. Per questo 2 imprenditori trevigiani attivi nel settore metalmeccanico e in quello per l'arredo di uffici hanno restituito allo Stato quasi 2 milioni e mezzo di euro, cifra comprensiva di sanzioni e interessi delle cifre evase. Ad accendere su di loro i riflettori sono state le fiamme gialle del Comando Provinciale di Treviso, che al termine delle indagini hanno ricostruito l'entità delle somme che i 2 contribuenti avevano trasferito all'estero in 2 territori qualificati come cosiddetti paradisi fiscali. I conti correnti, secondo quanto emerso dalle ispezioni dei Baschi Verdi, non erano intestati ai 2 imprenditori ma erano criptografati, ossia composti da codici alfanumerici creati appositamente con l'intento di schermare ulteriormente i titolari effettivi delle somme e rendere ancora più difficoltosa la loro individuazione. Ma gli elementi acquisiti dagli investigatori hanno permesso di ricondurre il denaro ai 2 contribuenti, sottoponendo la tassazione sia a fini IVA che delle imposte sui redditi. La cronaca giudiziaria, un imprenditore trevigiano accusato di violenza sessuale andrà a processo con rito immediato cautelare il prossimo 17 maggio. L'uomo, che si trova agli arresti domiciliari dallo scorso novembre, avrebbe promesso una promozione alla sua dipendente in cambio di favori sessuali. La donna, 40 anni, per quasi 6 anni aveva sopportato numerose avance spinte, non voleva perdere il lavoro con il quale manteneva il figlio, poi non ce l'ha più fatta e ha denunciato tutto. Non solo, si era recata dal medico in preda alla depressione. Il referto parlava proprio di una sindrome ansioso-depressiva causata da mobbing e molestie sessuali. Così è stata la stessa ULSS 2 a far scattare il codice rosso. Il processo il 17 maggio prossimo. E a proposito di violenze sulle donne, anche psicologiche, dati sempre più allarmanti dalle denunce e dal centro antiviolenza del telefono rosa. Intanto la lotta alla violenza sulle donne viaggerà anche sugli autobus MOM. Sono state 344 le donne che nel 2023 hanno contattato il centro antiviolenza di telefono rosa Treviso. 140 di loro sono nuove richieste di aiuto, solo 51 hanno però sporto denuncia, mentre 43 prima di arrivare al telefono rosa sono passate dal pronto soccorso. Complessivamente ogni anno sono oltre 1000 le donne che si rivolgono ai centri antiviolenza della Marca. Per quanto riguarda l'età, i casi si stanno distribuendo in modo equilibrato nella fascia tra i 30 e i 60 anni, ma sono sempre più le giovani, anche al di sotto dei 20 anni, che chiedono aiuto. Il 60% delle vittime di violenza ha bambini piccoli. Su 66 donne con figli al di sotto dei 18 anni, 30 i bimbi o i ragazzi che hanno assistito ai soprusi. Numeri in aumento perché sempre più coloro che hanno la forza di chiedere aiuto, ma questo richiede un incremento delle strutture come le case rifugio o gli appartamenti di transizione, attualmente non sufficienti a far fronte alle richieste di protezione. Spesso noi anche ci siamo rivolte ad altre case rifugio di altri centri antiviolenza di altre province del Veneto. Rimane però un sommerso di donne che non sa a chi rivolgersi o ha paura a chiedere protezione. È anche a loro che è rivolta l'iniziativa che coinvolge Provincia, Telefono Rosa e MOM. Pensiamo possa essere un'opportunità per raggiungere coloro che ne hanno bisogno in completo anonimato, trovando in questo appendino i punti di riferimento necessari. Sugli autobus verranno affissi manifesti e appendini da poter portare via con sé, con i riferimenti del centro antiviolenza. Raggiungere le donne vittime di soprusi o i loro familiari è l'obiettivo del progetto, che punta però anche a parlare alle ragazze, sempre più vittime di molestie da parte di coetanei.
Che cosa c'è di più social del mezzo di trasporto pubblico? Adesso magari i ragazzi rideranno, però è così, la loro vita va sulle ruote e quindi un impatto così immediato spero, anzi sono sicura, che porterà un po' l'attenzione. Con i suoi 500 autobus e 40.000 passeggeri giornalieri, con i suoi 32.000 abbonati di cui l'80% è rappresentato da studenti e il 62% da donne, MOM può essere il mezzo migliore per far conoscere ad un'ampia platea il lavoro del centro antiviolenza. Credo che abbiamo la potenzialità per far capire alla gente il problema della violenza di genere. Un'iniziativa che sale proprio su quegli autobus MOM dove spesso le autiste donne di MOM sono state vittime di molestie, di minacce, di aggressioni. La conferma viene proprio dal presidente Colladon. Ci sono alcune tratte che per alcune dipendenti sono off limits. Noi abbiamo ovviamente un certo numero di autisti donne che hanno subito anche delle particolari attenzioni da parte dell'utenza. Apprezzamenti pesanti, battutine, insulti, episodi che hanno un denominatore comune. Vittime sono le donne al volante degli autobus MOM, spesso, come d'altronde accade anche ai colleghi uomini, bersagli di forme diverse di violenza fisica e verbale. Dei 450 conducenti dell'azienda di trasporti trevigiana, il 18% è rappresentato proprio dalle donne. Alcune hanno dei problemi che sono successi in alcune aree particolari. L'azienda cerca per quanto possibile di tutelare le proprie conducenti. In queste aree cerchiamo di monitorare e magari non mandarle in quell'area particolare. E spesso autori di questi episodi sono giovani, giovanissimi, comportamenti che dal 2019 ad oggi nel post pandemia, evidenzia Colladon, sono nettamente peggiorati. Nel 2019 il problema era un problema gestibile. Oggi diventa un problema difficile da gestire perché i casi sono molteplici e sono un po' sparsi su tutto il territorio. Intanto partirà a giugno da Treviso e da Villorba il nuovo servizio MOM degli autobus a chiamata, una sperimentazione che in questa prima fase interesserà le fasce orarie meno affollate. Nel capoluogo della Marca sarà ad esempio attivato nelle ore serali. Questo per vedere la risposta degli utenti. Attraverso una app e una piattaforma che verranno appositamente creati, i passeggeri potranno prenotare le corse. In base poi alle richieste, l'azienda attiverà il servizio. Successivamente l'autobus a chiamata verrà portato anche a Vittorio Veneto, terza località dopo Treviso e Villorba. Un attimo di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta, il telegiornale di Treviso. Vi do una notizia dell'ultima ora. Un operaio di 75 anni, dipendente di una ditta di Sanfior e residente nella nostra regione, si è ferito gravemente in un incidente sul lavoro accaduto intorno alle 17 a Caneva. Siamo in provincia di Pordenone, in una zona montana. L'anziano, appunto dipendente di una ditta di Sanfiore, è scivolato all'interno di un cantiere edile e ha riportato serie ferite al busto. È stato stabilizzato sul posto e condotto in elicottero all'ospedale di Udine. È sempre rimasto cosciente e non è fortunatamente in pericolo di vita. Indagini degli ispettori dell'azienda sanitaria intervenuti assieme ai carabinieri. Quindi un 75enne grave di Sanfior per un incidente avvenuto a Caneva in provincia di Pordenone. I sindacati e i dipendenti sul piede di guerra oggi a Mestre per la privatizzazione delle poste, a rischio in tutto il Veneto posti di lavoro ma anche la chiusura di molti uffici del territorio. Noi abbiamo circa 976 uffici postali, 45 centri di recapito, 99 uffici di zona di recapito, 7 centri logistici di smistamento, per un totale di dipendenti di circa 8.200 dipendenti in Veneto. Sono i numeri di Poste Italiane nella nostra regione che rischiano di cambiare drasticamente con la privatizzazione attraverso le manovre messe in campo dal governo. Si parla di cedere le quote che sono oggi in mano al Ministero di Economia e Finanza e noi siamo completamente contrari a questa impostazione perché è diseconomica come scelta, in quanto questa è un'azienda che garantisce margini di redditività che non sono in linea con quella che sarebbe quello che loro recuperano con una sola vendita. Ma se da un lato il governo si troverebbe a risparmiare, dall'altro affronterebbe una perdita.
Si vogliono recuperare questi 4 miliardi per abbattere un po' il debito che è molto alto. Si pensa che così insomma si possa ottenere anche una maggiore efficacia ed efficienza del sistema. In realtà purtroppo affidandosi ai mercati sarà sempre più necessario ridurre i costi fissi e quindi ridurre uffici e dipendenti, e facendo così si riduce anche la grande forza di Poste Italiane, che è il radicamento nel territorio. I sindacati hanno chiesto un incontro al MEF, ma ancora non è arrivata risposta e il rischio di chiusura di determinati uffici è alto. L'azienda ha già razionalizzato molti uffici postali dopo il Covid, parliamo ad oggi di messa a rischio di quasi 300 uffici postali in tutta la regione del Veneto, principalmente uffici piccoli nelle comunità montane e nelle comunità più desolate, che corrono il rischio di non offrire più servizio non solo agli anziani ma a tutta la popolazione. I dipendenti sono pronti a mobilitarsi e il 18 maggio ci sarà una manifestazione a Venezia in segno di protesta, mentre si attende risposta anche dalla regione. Oggi è la giornata del Made in Italy, giornata nazionale del Made in Italy, con eventi in sede di Confartigianato e in piazza delle istituzioni. A Treviso, a questo tema, nella giornata dedicata a questo tema, Treviso e gli imprenditori chiedono aiuto al governo. Tutta Italia ha celebrato la giornata del Made in Italy e anche a Treviso le istituzioni hanno studiato l'impatto che ha nella realtà quotidiana, mettendo a confronto i vari punti di vista. Nel settore moda, dicono gli imprenditori, il Made in Italy è giustamente più tutelato, viste le eccellenze invidiate in tutto il mondo. Il Made in Italy è molto cercato dalle aziende straniere, quindi sarebbe un peccato farsi sfuggire questa opportunità di cercare di valorizzarlo anche nel settore tecnico-sportivo. Le dinamiche sono leggermente diverse, perché le produttività sono molto più massive, molto più quantitative ovviamente su un prodotto tecnico sportivo rispetto a un settore moda, dove in realtà il rinnovo è pressoché mensile. Questa azienda ha 15 dipendenti, ha investito in tecnologia ma anche nelle capacità professionali per mantenere la produzione di alta qualità in Italia. Per cambiare passo serve un sostegno del governo. Al governo una mano ovviamente io credo a ridare un po' di dignità a quello che è il lavoro dell'operaio di una fabbrica di calzatura, che è un lavoro come un altro, che però sarebbe giusto far passare come messaggio che farlo operare in una fabbrica di calzature è un lavoro come un altro, può dare una buona soddisfazione economica e anche una dignità personale. Per le aziende però è sempre più difficile trovare giovani operai. Difficile trovare giovani su cui a me piace puntare personalmente piuttosto che cercare qualche operaio specializzato. Il problema è che i giovani che abbiamo noi non faticano ad adattarsi a fare il lavoro dell'operaio, perché negli anni abbiamo secondo me investito poco in quello che è la figura dell'operaio. C'è poi tutta la questione dell'intelligenza artificiale, che a quanto pare non va in conflitto col Made in Italy. Oggi la vediamo come minaccia l'intelligenza artificiale, ma è invece un'opportunità. Dovete solamente immaginare che l'85% dei posti di lavoro entro il 2030 devono essere ancora inventati. Sabato alla Fiera Motori la possibilità di provare l'ebbrezza del volo in mongolfiera, a provarlo anche Sara, affetta da atrofia muscolare spinale. E aveva espresso il desiderio, lei che soltanto per pochi secondi da piccola è riuscita a fare qualche passo, poi è sempre rimasta confinata in carrozzina, aveva espresso il desiderio di volare, e quindi un nostro attivista è riuscito questa mattina a organizzare un volo controllato in mongolfiera all'ippodromo di Treviso. Voleva volare e sentirsi libera. Sara, malata di atrofia muscolare spinale, ha potuto realizzare il suo sogno alla 16ª Fiera Motori in corso a Treviso. Un'edizione all'insegna dell'inclusione che ha permesso a Sara, ma anche a tanti altri, di vivere l'ebbrezza e l'emozione di alzarsi in volo con una mongolfiera. La storia la racconta Matteo Orlando della cellula Luca Coscioni, associazione che non intende occuparsi solo di morte, ma anche e soprattutto di vita. Promuovere il testamento biologico, le disposizioni anticipate di trattamento, che sono un documento che noi riteniamo estremamente importante. Ad oggi la legge ci dà il diritto, abbiamo il diritto di scegliere che trattamenti sanitari vogliamo o non vogliamo ricevere. Si parla di testamento biologico, delle cosiddette DAT, le disposizioni anticipate di trattamento, un documento in cui viene scritto cosa si voglia ricevere o non ricevere come trattamento sanitario, qualora un domani si dovesse perdere la capacità di intendere e
volere. Strumento ancora troppo poco conosciuto, anche se il deposito delle proprie volontà può avvenire in modo semplice negli uffici del proprio comune di residenza. Da Cessalto l'iniziativa per mettere a conoscenza i cittadini di questa possibilità. Ho scritto anche per collaborare con l'associazione, per dare la nostra disponibilità a comunicare questa possibilità che la legge ci dà, questa possibilità anche per informare le persone di una scelta che deve essere però consapevole. Adesso andiamo nel bellunese. Non ce l'ha fatta nonna Fernanda Paganin, l'anziana di Taibona Gordino, ricoverata sabato mattina, lo ricorderete, all'ospedale di Agordo con gravissime ustioni riportate mentre tentava di accendere la stufa con l'aiuto dell'alcol. La donna di 92 anni è morta e ora le comunità di Taibona si prepara a darle l'ultimo saluto. I funerali saranno celebrati domani pomeriggio alle 14:30 nella chiesa parrocchiale. Fernanda Paganin lascia i 2 figli, Marino e Roberto, la nuora Vanna e 3 nipoti. La prima sezione del TAR del Lazio ha respinto il ricorso presentato da Italia Nostra che chiedeva l'annullamento degli atti amministrativi di approvazione del secondo lotto del progetto Sliding Center di Cortina, la pista da bob per intenderci, quanto si legge nella sentenza pubblicata oggi e che viene resa nota da Simico. Per il TAR, che in precedenza aveva respinto 2 istanze di sospensiva presentate sempre da Italia Nostra, non è ravvisabile alcuna lesione delle garanzie procedurali né tantomeno nessuna violazione della normativa ambientale e paesaggistica. Alla luce dunque del pronunciamento del Tribunale amministrativo, i lavori per la nuova pista da bob per le Olimpiadi 2026 proseguono senza interruzioni nel rispetto del cronoprogramma stabilito. Ed ora ad Auronzo, dove l'atto vandalico alla sede della Protezione Civile porta a una indignazione davvero generale. Protezione Civile di Auronzo presa di mira dai vandali a farne le spese e i mezzi e le attrezzature in dotazione. Un gesto che ha suscitato anche la reazione dell'assessore alla Protezione Civile della Regione Veneto Giampaolo Buttaccini, che è lapidario, ha detto come non ci siano parole per commentare un atto del genere. Tutti i vetri della roulotte spaccati, le porte divaricate fuori, sono entrato dentro il disastro. Le radio rotte, le antenne piegate, sa anche lei che le antenne una volta piegate non funzionano più, è da ricomprare tutto. A questo punto non so neanche più se si compra, se si metterà a posto, le dico sinceramente, non so. Le roulotte della Protezione Civile sono a tutti gli effetti delle sale operative mobili provviste di radio professionali, computer e antenne, collegate con i vari ponti presenti sul territorio, attrezzature che sono state danneggiate o distrutte. Il presidente dell'associazione ha trovato il deposito in condizioni disastrose, finestre rotte, porte sfondate, una scena di devastazione con mezzi aperti e materiali sparsi ovunque. Si parla di migliaia di euro di danni. Noi avevamo messo della rete intorno perché la gente non venisse dentro, arrivo giù e mi pareva che fosse una bomba. Non è la prima volta che il deposito subisce intrusioni e vandalismi, tanto che erano state prese misure utili ad aumentarne la sicurezza, ma evidentemente non sono state sufficienti. A Longarone adesso, dove si è chiusa la 22esima edizione di Caccia, Pesca e Natura. Con Agrimont, Caccia Pesca Natura è la fiera della sostenibilità. 3 giorni densi di appuntamenti nel quartiere fieristico di Longarone hanno consacrato l'edizione 2024 dedicata agli appassionati del settore che svolgono un ruolo importante per la comunità, perché ambiente e natura sono temi di cui occorre occuparsi, non solo parlare. Il rapporto di custodia e di gestione del nostro territorio non può prescindere dal lavoro di chi, come i nostri cacciatori, i nostri pescatori, i tanti volontari selettori, si mettono in prima persona a favorire un armonioso e graduale rapporto tra comunità, territorio e fauna selvatica. Cacciatori e pescatori perciò presidio dell'ambiente, alleati della cura e della tutela del paesaggio. Stiamo lavorando molto su questo aspetto del prendersi cura del territorio
e degli spazi di questo territorio e di chi popola anche da un punto di vista della flora e della fauna questo territorio. Serve un grande lavoro di squadra, afferma l'assessore regionale Corazzari, per gestire correttamente l'ambiente. Gestione corretta che deve gioco forza fare i conti anche con la presenza del lupo, spesso percepita come pericolosa. Come Regione abbiamo chiesto il declassamento del livello di protezione proprio per poter intervenire in modo più efficace. Intanto dobbiamo riuscire a individuare dei metodi di contenimento, di dissuasione, affinché vi sia una convivenza tra l'uomo e le sue attività e la presenza del lupo. Diversa la situazione relativa alla presenza degli ungulati in provincia di Belluno. Secondo il report presentato in fiera, la popolazione pari a oltre 33.000 capi, esclusi cinghiale e daino, è stabile. I piani di prelievo raggiungono circa l'80%. La provincia di Belluno ha già sperimentato una nuova modalità di censimento degli ungulati, testando l'uso delle fototrappole, delle termocamere per il capriolo nella riserva alpina di Belluno. E allo studio con i consulenti dell'Università di Sassari anche una nuova modalità di compilazione delle stime di popolazione che tenga presente la presenza del lupo. Il grande predatore è infatti regolatore della fauna per quanto riguarda cervi, caprioli e altri ungulati, specialmente femmine e piccoli. E ora la quarta edizione del trofeo Alpago di regolarità. Dopo le prime 3 disputate all'inizio degli anni 90, torna la gara dedicata ad auto storiche e non. Sabato 27 aprile in Alpago tornano le auto storiche e ci tornano dopo 20 anni. Una cinquantina di equipaggi da tutta Italia si daranno battaglia in una gara di regolarità. Da segnalare tra le auto con il numero 1 una Lancia Artena Sport del 1932, modello unico che vinse la Targa Florio, la Coppa d'Oro delle Dolomiti e la 1000 miglia. Tra gli equipaggi uno che arriverà addirittura dalla Cina. La gara è una gara di regolarità, gara che praticamente si svolge sui 120 km di percorso, qua tutto in Alpago, attorno al lago di Santa Croce e anche in parte nel versante verso il Nevegal. La partenza sarà in piazza a Pieve d'Alpago, le auto poi passeranno per la Mosano, Irrighe, Tambre, arriveranno e si fermeranno per pranzo sul pian del Cansiglio, quindi scenderanno per Farra, andranno in Nevegal. Poi a Quantin, Losico, Cornolade faranno il giro del lago di Santa Croce, quindi passaggio per Sitran, Paludi, Cadola, Valcantuna e infine l'arrivo di nuovo a Pieve. La ripartenza, cioè è la quarta perché già stiamo pensando di lavorare per la quinta per l'anno prossimo, quindi l'intento mio e dei miei collaboratori è di continuare perché dopo la Coppa d'Oro delle Dolomiti qui in provincia di Belluno sarà l'unica gara per il momento ed è attualmente l'unica gara di regolarità per auto d'epoca e anche quelle moderne, quindi contiamo di portare avanti questo progetto anche nel futuro. Tornando per un attimo a Treviso, vi ricordo la notizia che vi abbiamo dato, e cioè di un incidente sul lavoro grave avvenuto a Caneva in provincia di Pordenone. Un 75enne dipendente di una ditta di San Fior, pensate a 75 anni, è scivolato mentre lavorava in un cantiere edile a Caneva, in una zona montana. È stato stabilizzato e condotto in elicottero all'ospedale di Udine in gravi condizioni. Questo 75enne dipendente di una ditta di San Fior. È tutto davvero, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Anticiclone sempre più debole, l'instabilità si estende un po' a tutto il nostro territorio. Vediamo il dettaglio di martedì 16 aprile. Sul Veneto al mattino sarà più asciutto in pianura, mentre sui rilievi avremo qualche pioggia. Col passare delle ore fenomeni via via un po' dappertutto e localmente anche intensi. Le temperature saranno in calo, minime tra 10 e 13 gradi, massime sui 16-23 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui qualche schiarita inizialmente, a seguire precipitazioni via via più diffuse, localmente anche forti. Temperature minime tra 7 e 13 gradi, massime intorno ai 19 e 21 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà soleggiato in mattinata, poi rovesci un po' ovunque.
Temperature minime sui 12 gradi, massime sui 24 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.